Buongiorno e ben trovati a questa edizione del nostro telegiornale. Il Friuli Venezia Giulia continua a bruciare mentre i vigili del fuoco combattono le fiamme sul Carso. Altri focolai si sono accesi nella notte in diversi punti della regione. La situazione è drammatica in Valresia. Vediamo il servizio. 2 Canadair e una decina di elicotteri con centinaia tra vigili del fuoco e volontari della protezione civile. Sono queste le forze in campo per combattere i roghi sul Carso tra le province di Gorizia e Trieste che da martedì hanno praticamente del tutto isolato il capoluogo regionale. La prima notizia arriva proprio dalla 4 con il Lisert che era stato evacuato circondato dalle fiamme alle prime ore dell'incendio. Il tratto in direzione Trieste, chiuso da quasi 48 ore, è stato riaperto con i pompieri che sono riusciti a ricacciare indietro il fuoco, ora circoscritto. Resta molto complicata invece la situazione in Varresia e a Pulfero, dove nella notte al confine con la Slovenia un nuovo rogo è scoppiato, mettendo a dura prova le forze dei vigili del fuoco impegnati negli altri 2 grandi incendi. Le nubi di fumo, levatesi dalle fiamme dei 3 roghi in regione, per la scarsità di vento sono scese in pianura, saturando l'aria in diverse zone della regione. A Gemona e Buia è arrivato il fumo dell'incendio in Varresia, mentre tutta la bassa e la costa friulana si sono svegliate avvolte in una nebbia densa e permeate dall'odore acre di bruciato. La situazione per quanto riguarda la tossicità dell'aria non desta preoccupazioni, con però Monfalcone e altri 5 comuni che mantengono l'obbligo di mascherine FFP2 all'aperto e l'invito a non uscire di casa. E a proposito della Valresia, sono 2 gli elicotteri dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile al lavoro per dormare l'incendio che ora ha avvolto la montagna sia dal versante resiano che da quello di Chiusaforte. È stata inoltre chiusa la strada bloccata dal fuoco e dalla possibile caduta massi. Resta chiusa, data da destinarsi, la strada di accesso alla Varresia dalla Val Canale, bloccata dalle fiamme e dalla caduta di pietre smosse dalla forza dell'incendio. Resia è quindi bloccata e tagliata fuori, con i primi cittadini di Resia, Anna Micelli e di Resiutta, Francesco Nesic, che coordinano il passaggio lungo l'arteria stradale, facendo passare solo chi ha estrema urgenza con la scorta della protezione civile. Abbiamo permesso a chi doveva rientrare a casa di tornare a Resia, ha spiegato Micelli, e al contrario ai turisti rimasti bloccati qui di uscire scortati dai nostri volontari. La strada infatti resta molto pericolosa con i vigili del fuoco e la protezione civile al lavoro. Da questa mattina alle forze di terra si sono aggiunti anche 2 elicotteri al lavoro sui 2 fronti dell'incendio, quello verso Resia e quello verso Chiusaforte. Con la chiusura della strada per Sella Carnizza si sta vagliando l'ipotesi di aprire una strada temporanea lungo il corso del torrente per facilitare l'arrivo di forze di soccorso. E per tirare le somme e coordinare i soccorsi, questa mattina si è svolta nella sede della Protezione Civile di Palmanova un vertice coordinato dal vice governatore con delega alla Protezione Civile Riccardo Riccardi. Sentiamo allora le sue parole. Abbiamo avuto la disponibilità dei colleghi che ringrazio della Lombardia per avere un paio di elicotteri, quindi stiamo cercando di governare le cose con gli strumenti che abbiamo a disposizione. Se dovessi dire in questo momento, l'incendio sta proseguendo, quindi stiamo cercando, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale e Protezione Civile stanno cercando, stanno continuando a fare il lavoro di contenimento. L'autostrada questa mattina in direzione Trieste è stata riaperta, il vallone al momento non ci sono le condizioni per riaprirlo, persiste la difficoltà della statale 14, i 2 punti di maggiore criticità che abbiamo verificato questa mattina è la qualità dell'aria nell'area maggiormente colpita che riguarda prevalentemente Ronchi Legionari e Monfalcone, quindi l'utilizzo della mascherina, quindi l'ordinanza dei sindaci che all'aperto impongono questo con valori che sono ancora molto elevati ma sono la metà di quello che c'era ieri, quindi questo è un altro dato importante pur persistendo questa condizione. L'altro aspetto riguarda gli sganciamenti delle linee elettriche, quindi in questo momento non verifichiamo delle difficoltà sull'alimentazione, probabilmente qualche disagio e quindi stiamo lavorando per cercare di contenere il fuoco e avere la possibilità di riagganciare queste linee che in questo momento sono garantite da un collegamento che da Divaccia collega Padriciano con una linea che è metà in territorio sloveno e metà in territorio italiano. E permangono i disagi per quanto riguarda la circolazione riaperta verso Trieste e l'autostrada, mentre per i treni sono ancora in corso le verifiche dei tecnici. A Monfalcone intanto obbligo di indossare la FFP2 all'esterno e lo stabilimento di Fincantieri rimane ancora chiuso.
È ancora bloccato il trasporto ferroviario da e per la stazione di Trieste. Trenitalia in queste ore sta effettuando delle verifiche sul tratto maggiormente interessato dall'incendio che da giorni sta devastando il Carso Isontino. L'obiettivo è di far ripartire quanto prima il collegamento, mentre al momento si sta proseguendo con le navette su rotaia dalla stazione centrale a Duino Aurisina, poi pullman fino a Monfalcone, da dove partono i treni per Venezia e Udine. È stato attivato anche questa mattina e proseguirà nel pomeriggio il servizio navetta con il Delfino Verde, sempre dalla città dei cantieri a Trieste. Proprio a Monfalcone è stata prorogata l'ordinanza del sindaco Anna Maria Cisin, che chiede ai cittadini e a chi lavora all'esterno di indossare la mascherina FFP2. Resta fermo anche oggi lo stabilimento di Fincantieri, dove i tecnici sono impegnati nella pulizia dei piazzali e dei ponti delle navi dalla cenere e nella sanificazione degli impianti di aria condizionata. E da una parte le fiamme, dall'altra la mancanza d'acqua. Cresce il numero degli agricoltori che per salvaguardare le proprie colture irriga i campi fuori dagli orari stabiliti e soprattutto di notte. Previste multe salate e controlli, ma queste condotte, come sostengono dal consorzio Cellina Meduna, mettono ancora più in crisi un sistema vicino al collasso. Troppi furbetti si allacciano fuori orario alle condutture del consorzio di bonifica pur di salvare parte del raccolto. Ecco spiegato il perché di alcune anomalie riscontrate nella porzione più bassa del territorio irrigato con l'acqua del Meduna. I tecnici del Cellina Meduna hanno infatti accertato la presenza di prelievi non autorizzati, cioè di soci che si attaccano alla rete al di fuori delle turnazioni delle fasce orarie consentite. A questo punto il sistema già in sofferenza per la gravissima carenza idrica va in tilt. A farne le maggiori spese i consorziati della parte più a valle del fiume, che restano improvvisamente senza fornitura, pur avendo diritto a bagnare le rispettive coltivazioni. Sono già scattati controlli ancora più capillari e serrati, soprattutto durante la notte, quando sembra che il fenomeno tenda ad aumentare di intensità, ha garantito il presidente del Cellina Meduna, Walter Colussi. Chi verrà pizzicato con gli irrigatori aperti senza autorizzazione si vedrà elevare una pesante sanzione pecuniaria. Nel frattempo i numeri del Meduna continuano a preoccupare, perché è in drastico calo rispetto ad una settimana fa. I prelevi fuori norma impongono di mettere ancora più acqua nelle tubazioni, riducendo così il margine di scorta, e come se non bastasse c'è lo spettro del fango a profilarsi all'orizzonte. Più le pompe si avvicinano al fondale e più l'IMU intasa filtri e condotte. Siamo alla politica dopo la giornata convulsa di ieri con la mancata fiducia al governo di 5 Stelle, Lega e Forza Italia. Oggi il Premier ha dato le dimissioni, si va verso il voto anticipato. Sentiamo le parole di Draghi e del Quirinale. Certe volte anche il cuore dei banchieri centrali viene usato qualche volta. Ma grazie per questo e grazie per tutto il lavoro fatto insieme in questo periodo. Alla luce del voto espresso ieri sera dal Senato della Repubblica, chiedo di sospendere la seduta perché mi sto recando dal Presidente della Repubblica per comunicare le mie determinazioni. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Palazzo del Quirinale il Presidente del Consiglio dei Ministri, Professor Mario Draghi, il quale, dopo aver riferito in merito alla discussione e al voto di ieri presso il Senato, ha reiterato le dimissioni sue e del governo da lui presieduto. Il Presidente della Repubblica ne ha preso atto. Il governo rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti. Questo quanto accaduto questa mattina alla Camera e al Quirinale, dove nel pomeriggio Mattarella ha convocato i presidenti di Camera e Senato e c'è attesa per le sue parole. Si va verso lo scioglimento delle Camere, il voto anticipato probabilmente nelle prime settimane di ottobre. Prime reazioni anche dai parlamentari friulani, soddisfazione in casa di Fratelli d'Italia con il senatore pordenonese Luca Ciriani che chiede da tempo il voto. Deborah Serracchiani, capogruppo PD alla Camera, ha detto che quando la parte più numerosa del palazzo si mette contro il Paese c'è poco da fare. Voltiamo argomento, parliamo della pandemia con gli ultimi dati della rilevazione della Fondazione GIMB. In Friuli Venezia Giulia anche questa settimana prosegue il trend di aumento dei nuovi casi Covid, ma con un'incidenza decisamente inferiore rispetto all'ultimo mese. L'analisi della Fondazione GIMB infatti indica nel periodo tra il 13 e il 19 luglio una variazione del 7%, in ulteriore flessione rispetto al 17% di 7 giorni fa. I positivi ogni 100.000 abitanti salgono a 2.043, erano 1.857 la scorsa settimana. Sul territorio la più colpita è Gorizia con 1.210 casi ogni 100.000 abitanti e un aumento del
del 28,7%. Seguono Trieste a quota 1153, Pordenone in calo del 4,7% a 1108 e chiude Udine con un aumento del 6,4% a 1040 casi ogni 100.000 abitanti. In merito ai ricoveri si segnala un'importante risalita negli altri reparti. L'occupazione dei posti letto Covid ordinari sale al 22,6%, era il 15,7% la scorsa settimana, mentre aumenta in modo più contenuto quella delle terapie intensive al 4%, era del 3,4%. Sul fronte delle vaccinazioni, dopo l'apertura delle agende a tutti gli over 60, il dato regionale si attesta al 6,6%. In merito alle terze dosi, invece, la regione registra un 12,3% di persone attualmente vaccinabili che non hanno ricevuto il richiamo. La cronaca: una donna di 79 anni è stata azzannata al collo dal proprio cane, un American Staffordshire Bull Terrier. L'episodio si è verificato stamattina poco prima delle 8 a Malnisio di Montereale Valcellina. L'anziana, scendendo dal letto, deve aver pestato per sbaglio l'animale, che ha avuto una reazione immediata e imprevedibile. È stato il marito della donna a chiamare i soccorsi e nel frattempo a chiudere il cane di 1 anno in una stanza. La 79enne è stata soccorsa dal personale del 118, è stata trasportata con l'ambulanza all'ospedale di Pordenone. Le sue condizioni non sono gravi. Il giovane esemplare di cane è stato prelevato dagli operatori dell'associazione Mi Fido di Te ed è stato condotto al canile di Villotta di Chions. Sull'episodio indagano i carabinieri di Montereale. Il cantiere per l'ascensore del castello di Udine partirà entro il 2023. Questa è la volontà dell'amministrazione comunale, che ha pubblicato il bando per la progettazione. 334.000 euro per la progettazione di un'opera dal valore di quasi 3 milioni di euro. Altro passo avanti compiuto nel futuro cantiere dell'ascensore del castello di Udine, con la conclusione dell'indagine archeologica successiva alla perizia geologica. L'amministrazione di Palazzo d'Aronco ha potuto pubblicare così il bando di gara alla creazione del progetto da 334.000 euro, per arrivare ai 2,8 milioni stimati dal primo progetto di fattibilità. L'idea della giunta è la costruzione di un nuovo corridoio all'interno del rifugio antiaereo di Piazza Primo Maggio, per arrivare accanto al pozzo nelle vicinanze della casa della contadinanza, sul versante est del colle, e che farà il paio con l'ascensore parallelo tra Piazzetta Marconi e la biblioteca Ioppi. Siamo molto soddisfatti, ha commentato il sindaco Pietro Fontanini. Il nostro obiettivo è valorizzare ancora di più il castello, in modo da renderlo accessibile a turisti in ogni modo possibile. Più di metà dei fondi per la realizzazione dell'ascensore sono garantiti dalla Regione, mentre l'idea definitiva del costo dell'opera arriverà solo dopo la presentazione dei progetti. È tutto per questa edizione, subito dopo di noi l'appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per averci seguito, buona giornata.